Si è appena conclusa la presentazione a Roma dei numeri del cancro edizione 2024, un convegno particolarmente riuscito, Franco Parone, Presidente nazionale, numeri importanti, numeri confortanti. Sì, numeri confortanti, anche il grande piacere, visto che qui siamo in casa IOM, di sottolineare come ancora una volta le istituzioni siano intervenute in maniera convinta e anche a sottolineare quanto i numeri del cancro siano una pubblicazione assolutamente fondamentale ormai per questo Paese. Non vorrei sembrare eccessivo, ma mi sembra che veramente tutti li aspettassero. E quest'anno abbiamo anche un po' di buone notizie. Abbiamo una buona notizia perché l'incidenza del cancro, stimata quest'anno secondo me meglio che negli anni scorsi, perché con una copertura di Airtum maggiore, non è peggiorata rispetto agli anni scorsi. Questa è una buona notizia. L'altra buona notizia, ottima notizia, è che in Italia non c'è quel temuto fenomeno molto riportato dai mass media nel corso degli ultimi mesi di una epidemia del cancro nei giovani al di sotto dei 50 anni. In Italia oggi sappiamo che addirittura la mortalità in questa fascia di età si è ridotta in maniera significativa nel corso degli ultimi 15 anni. Questo ci dà una misura di quanto di qualità sia l'oncologia italiana all'interno di un servizio sanitario nazionale che, nonostante tutti i problemi che sempre mettiamo in luce anche nei nostri eventi di IOM, nonostante tutti quei problemi, negli ultimi anni l'oncologia italiana ha non solo fatto i miracoli come produzione scientifica, come spesso diciamo, ma ha anche degli indicatori di eccellente capacità professionale nella gestione di chi si ammala. Quindi queste sono buone notizie e oggi siamo proprio contenti. Emergono anche criticità. Le criticità che emergono sono per certi versi non nuove, sono le solite. Continuiamo ad avere una prevalenza troppo alta dei fattori di rischio individuali, i fattori di rischio come il fumo, come il consumo di alcol, il sovrappeso, la mancanza di attività fisica, anzi in maniera esplicita la sedentarietà per almeno un quarto della popolazione che non fa alcuna attività fisica. Queste non sono cose nuove, ma quello che oggi c'è di nuovo e che dobbiamo riconoscere che dopo 10 anni, 15 anni di tanti programmi volti a migliorare questi numeri, i risultati non si vedono come vorremmo. E allora bisogna cercare, sia pure a tappe, di fare qualcosa di più. È il motivo per il quale abbiamo deciso di metterci la faccia e di sostenere per esempio la campagna per l'incremento del costo dei prodotti da fumo. Bisogna fare qualcosa di molto drastico se vogliamo avere realmente un miglioramento, e vediamo, perché oggi nelle pieghe dei numeri del cancro si potranno trovare dati che vanno in questa direzione, che se si fanno veramente campagne che riducano il consumo del fumo si vedranno effetti anche a medio, non necessariamente a lungo termine, ma anche a medio termine in termini di incidenza e mortalità da tumori del polmone. Questo è molto importante.